parti da caccia e tutti provenienti dalle frecce tricolori. Per questo motivo è stata mutuata l'impostazione militare. Dicevo, è stata mutuata l'addestramento militare che, come vedete, l'impronta rimane quella. Oggi sarà un volo per loro particolarmente impegnativo, date le forti raffiche di vento che tendono a spostare gli aeroplani, quindi vedete che mantenere le posizioni non sarà una cosa così facile per i piloti, soprattutto per i gregari che dovranno stare continuamente allineati e correggere la manovra per rimanere assieme al loro Stelio Frati. È attualmente in dotazione all'aeronautica militare presso il 70° Stormo di Latina per l'abilitazione dei piloti della prima selezione. Eccoli a voi con un looping e il nostro biglietto da visita, il cardioide. Prodotto in più di 850 esemplari, è stato per successo commerciale il secondo velivolo venduto dall'industria aeronautica nazionale. Il mondo del volo è ovviamente estremamente impegnativo. Un'altra peculiarità, ed ecco il tonneau in formazione, vedete come non è facile, e quindi un gioco di piede e di motore a seconda di come è la rotazione del velivolo rispetto al leader. Rientreranno poi con una mezza Schneider, quindi una virata sul piano orizzontale con un'inclinazione costante di 70 gradi. Queste sono manovre che consentono di... e come vedete di inclinazione. Eccoli a voi, pancia al pubblico, gli Horus Devils. Vedete, per darvi l'idea, il gregario di sinistra è quello che sta correggendo di più per mantenere la sua posizione, data la velocità del vento che trasla l'aeroplano verso il litorale, quindi per noi è sempre bella da vedere, emozionante. Vedete che puntano diretti sul centro della display line. Tra poco il leader darà l'ordine. Eccoli, pronti per l'apertura, l'Apocalisse. Subito i gregari cercano la posizione del leader per stabilire quale sia la traiettoria migliore per raggiungerlo e quindi chiudere immediatamente la formazione per ridurre i tempi di intervento sulla display line. Seguire la manovra. Perfettamente allineati ed inizia la tirata. Su. Gli sbalzi che hanno di quota, quando vola la bassa quota, sono notevoli, quindi l'impegno è particolare. Eccoli pronti per l'apertura. Apertura della bomba. Via! Vedete all'incrocio 160 nodi, velocità massima e su di nuovo. Dopo l'esecuzione della bomba c'è ovviamente il ricongiungimento per l'esecuzione della manovra successiva. Vi vedete come tagliano le traiettorie. Iniziamo ancora, ci chiamavamo Alpi Eagles, quindi c'è questo succedersi di generazioni di piloti che provengono dallo stesso denominatore comune, ed è il pavillon. Pronti per la rotazione, via! Mezzo tonneau. Vedete come stringono, i 2 e 3 stringono di più possibile per rimanere all'interno della display. Ed ecco a voi Gigi Fiore, Stefano Miotto, Dimitri Mazzaroli. Così
la fase più dinamica del volo, adesso sarà l'ultimo passaggio di saluto e lasceremo poi il microfono nuovamente a Gianfranco per... Eccoli di fronte a voi con una mezza Schneider. Al pubblico di Jesolo, a tutte le autorità e a tutto il personale che ha consentito fino adesso e anche successivamente l'esecuzione di questa splendida manifestazione. Gigi Fiore, Stefano Miotto, Dimitri Marzaroli, buon pomeriggio a tutti voi. Grazie Mauro del bellissimo momento. Signor Sindaco, è l'occasione per lei di dire qualche cosa in questa sua prima manifestazione da primo cittadino di questa splendida città.